quanti soldi ci sono a disposizione per il 2010, quanti erano quelli del biennio precedente? Pochi, sempre pochi, ma straordinariamente tanti perché non è successo mai, credo, nella storia d'Italia che una regione si accordi con l'altra per dare qualche cosa. Quindi questo è un risultato straordinario. Certo si finanziano molte meno attività di quelle che sarebbe auspicabile finanziare. Certo non si colmano le differenze di trattamento fra i cittadini che lo Stato opera fra uno che risiede al di là del confine del Trentino e al di qua di quel medesimo confine immaginario. Certo, tutto questo non viene annullato, ma intanto che aspettiamo il federalismo fiscale e questo è già un buon risultato. Sì, ci sono alcuni parametri, i parametri per aggiudicare gli stanziamenti sono fatti su alcuni numeri indice. Visto che l'interesse si è spostato al fattore economico, vista la crisi che c'è stata, noi abbiamo attribuito più punti al fattore economico e qualche punto in meno a quello infrastrutturale. Ciò nonostante un terzo degli investimenti restano per costruzioni stabili, per cose materiali, diciamo.